TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 16 di oggi per le ricerche di un minore scomparso mentre faceva il bagno a Cavallino Treporti, via Carlo Alberto Radaelli, all'altezza del campeggio Vela Blu. A dare l'allarme ai soccorritori la mamma, subito dopo non aver più visto riemergere il figlio di 6 anni. A coordinare le ricerche la Capitaneria di Porto. Al lavoro i vigili del fuoco di Venezia con la squadra di Jesolo, il nucleo portuale, i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e moto d'acqua. Nella mattinata di giovedì scorso la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato a Chioggia un uomo per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi da lei frequentati, nonché del divieto di soggiorno nel comune di Chioggia. In particolare, a seguito di segnalazione di una lite in corso tra due persone, rivelatisi poi due ex, i poliziotti del commissariato di Polizia di Stato di Chioggia sono intervenuti nel centro cittadino. L'uomo rintracciato dai poliziotti ad una distanza inferiore a quella minima imposta dal provvedimento è stato pertanto tratto in arresto per la violazione di entrambe le misure restrittive e portato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia in attesa di giudizio direttissimo. All'esito dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. E nella serata del 7 agosto la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto una persona e deferito all'autorità giudiziaria un altro soggetto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti delle volanti lagunari della Questura di Venezia hanno individuato due giovani cittadini di nazionalità straniera, uno dei quali sarebbe stato intento ad armeggiare con le mani all'interno di una siepe, verosimilmente per occultare qualcosa. Alla vista degli agenti, l'altro soggetto avrebbe tentato la fuga. Raggiunto e bloccato dagli operatori, il giovane è stato trovato in possesso di 7 involucri contenenti cocaina. Pertanto è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inoltre, all'interno della siepe, proprio nel punto in cui i poliziotti avevano sorpreso l'altro soggetto ad armeggiare con le mani, sono stati rinvenuti 2 panetti di hashish, oltre ad un coltello a serramanico. Il giovane cittadino straniero è stato pertanto denunciato in stato di libertà. Passiamo al meteo. L'ondata di caldo che sta interessando tutta Italia sta determinando condizioni di disagio anche in Veneto. Preso atto delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto emesso da ARPAV in data di oggi, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 12, 13 e 14 agosto, formulate anche in forma di tendenza, allo scopo di informare gli enti destinatari con un congruo anticipo, ha consultato il dirigente medico reperibile di turno. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per giorni dal 12 agosto al 14 agosto per le zone costiera, pianeggiante, continentale e pedemontana. Per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535. Per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile è attivo il numero verde 800 990 009. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.